SOS Carcere. Ieri a Vicenza si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di agenti di polizia penitenziaria. Nel 2020 sono già 10 le violenze, una ventina gli agenti feriti per un totale di 100 giorni di prognosi. Il San Pio X oggi conta 286 detenuti, mentre gli agenti sono soltanto 196. Una situazione esplosiva per cui noi di Rete Veneta avevamo lanciato la proposta di istituire un osservatorio delle carceri che parta da Vicenza, dal Veneto, come modello da portare a livello nazionale. Un osservatorio per monitorare i progressi dello Stato nella sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria. Oggi torniamo a lanciare questa proposta al mondo politico. Vogliamo continuare nella proposta che avevamo fatto insieme a Rete Veneta di istituire un osservatorio regionale sulle carceri a tutela e a difesa di uomini e donne della polizia penitenziaria che ogni giorno sono in prima linea. Io mi auguro che questo appello venga accolto anche dagli esponenti del centro-sinistra e che queste proposte di sostanza e concrete vengano portate all'attenzione del governo. La proposta di Rete Veneta legata a un osservatorio per le carceri è una proposta di buon senso, perché ormai da troppo tempo, da troppi anni discutiamo di quanto siano sovraffollate le nostre carceri e questo è certamente un problema per i detenuti. Infatti per fortuna esiste il garante per i detenuti, ma lo è anche per chi delle carceri si deve occupare dal punto di vista della sicurezza, e quindi penso ovviamente alla polizia penitenziaria, che è sotto organico, che è sottoposta a turni massacranti. Quindi un osservatorio può aiutare a capire qual è e quali sono soprattutto gli strumenti giusti per migliorare la condizione degli spazi carcerari. Bene, la nostra proposta ha trovato sostegno sia a centrodestra che a centrosinistra. Adesso però bisogna passare dalle parole ai fatti, per cui la questione non finisce qui, ma continua.